Il Parco regionale naturale della Lessinia ha presentato il programma di iniziative che dal 21 al 25 settembre renderanno fruibile la montagna anche a persone con delle fragilità. Si chiama la Settimana Inclusiva e coinvolge diverse cooperative. Ce ne parla Nicola Accardo. Da una parte uno schieramento di politici e amministratori locali del Veronese, dall'altra 180 ospiti di 21 istituti di tutta la provincia che accolgono anziani non autosufficienti e persone con disabilità. La settimana inclusiva è la grande novità annunciata dal Parco Naturale Regionale della Lessinia, che festeggia 25 anni della rassegna Cammina Parco. La giornata di oggi è il risultato di un percorso iniziato ancora un paio d'anni fa, con alcune escursioni legate appunto all'inclusività. Era una scommessa, è partita come una scommessa che oggi è diventata una bella realtà. Il segreto dell'accessibilità dei sentieri più stretti è un veicolo monoruota che si chiama Jolette. Le diverse sezioni del CAI veronese ne hanno 7 a disposizione. Noi abbiamo sempre cercato di fare in modo che i nostri ospiti che fanno parte del territorio della Lessinia possano esplorarlo. Con l'incontro del CAI e dell'utilizzo della Jolette questa cosa è diventata concretamente realtà. La collaborazione tra il CAI e le cooperative nasce per volontà dell'ULSS 9 Scaligera. Sicuramente in collaborazione con il direttore dell'ente parco riusciremo a trovare e a creare una biblioteca di percorsi con varie difficoltà, con vari dislivelli, ma tutti accessibili da tutte le persone che desiderano frequentarli.